microfono interviene. Allora, tanto grazie, buonasera a tutti per questa seduta del Consiglio che avviene in questa modalità. Dicevamo poco fa che si ha l'impressione di tornare un po' indietro e effettivamente probabilmente speravamo che le avventure di qualche mese fa fossero ormai passate, invece ci ritroviamo di nuovo con questa modalità, ma in virtù un po' dell'aumento dei contagi anche nel territorio nostro e anche un po' delle scadenze festive, delle presenze familiari, insomma, che ci sono state in questi giorni, a tutela un po' di tutti e magari evitarci sorprese nei prossimi giorni, insomma, era la formula che tutelava un po' tutti quanti, insomma, quindi ci è apparso opportuno utilizzare questa modalità, concordandolo insieme con i capigruppo. Chiederei se non è un problema, insomma, come nelle modalità operative della serata, prima di dare la parola alla segretaria comunale per l'appello. A seguito dell'appello eviterei, perché per motivi tecnici altrimenti dovremmo fare tutta una operazione, di procedere con l'esecuzione dell'inno nazionale, dandolo per consuetudine acquisita, ma che per funzionalità tecniche questa sera eviterei di far ascoltare, di aprire questa seduta e quindi di iniziare poi con la nomina degli scrutatori e poi iniziare con la discussione all'ordine del giorno, sapendo insomma che per questo tipo di motivi e poi successivamente chiedo scusa, la mia telecamera fa un po' le biffe e quindi spero mi sentiate comunque, e quindi poi procedere con l'ordine del giorno. Darei la parola alla segretaria Napolitano per l'appello. Buonasera, sì. Allora, Cappelletto Matteo, Fanton Rita, presente. Tezzot Giorgia, che assente, Pellizzon Stefano, presente, Marchiori Mauro, presente, Bortoluzzo Tiziano, presente, Antoniazzi Renza, c'era, sì, non si sente ma c'è, Simonella Davide, presente, Luis Marfa, c'era, presente, ecco. Parpinel Flavio, presente, Tollardo Francesca, presente, Terribile Elisa, Presente. Banali Giuseppe, presente. Scusi, c'è il consigliere Ricatto, che forse lo vedete in video, ma il microfono in questo momento che non funziona. ah, perfetto. Sì, allora Ricatto non gli funziona. De Stefani Gianluca, presente, Cibin Cristina, È assente. ok. Prataviera Silvia, Che è assente. bene, per adesso gli assenti sono 3, quindi come numero legale c'è. Perfetto, grazie. Do indicazioni sugli scrutatori, sì. I consiglieri Bortoluzzo, Tollardo e De Stefani. Il primo punto all'ordine del giorno è la modifica al regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF. Questa delibera, che è una delle anche successive delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione, prevede una modifica, una scelta insomma difficile, ma che è divenuta inevitabile in questi mesi in virtù anche di tutta una serie di situazioni che riguardano l'aumento dei costi di alcuni servizi e al tempo stesso anche l'aumento dei costi relativi a tutto ciò che riguarda gli approvvigionamenti energetici, per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda l'energia elettrica, e per poter continuare a garantire
tutta una serie di attività siamo stati costretti ad avviare un ragionamento che preveda questa proposta che porta all'aliquota IRPEF che attualmente nel nostro comune era a scaglioni, a un'aliquota unica allo 0,8 per 1000. A differenza, come dicevo, degli scaglioni che oggi erano in essere, che già prevedevano questa aliquota per i redditi superiori a 0,85 a 75.000 euro, con una sorta di scaglioni decrescenti a 0,79, 0,78 e 0,77, per poi arrivare all'aliquota più bassa che era in essere, che era quella tra gli 0 e i 15.000 euro di redditi imponibili, che prevedeva lo 0,67%. Oltre ad aver portato allo 0,8 proprio perché questo tipo di la norma prevede che l'aliquota IRPEF sia o a scaglioni o un'aliquota unica. Per ovviamente mantenere l'aspetto degli scaglioni avremmo dovuto caricare l'aumento tutto sulla fascia più bassa, che è l'unica sulla quale c'erano margini di aumento, portandola da 0,67 a 0,76. Si è ritenuto più equilibrato a fronte di questa necessità stabilire l'aliquota unica allo 0,80, prevedendo per i primi 5.000 euro di reddito l'esenzione dal pagamento. Questo, sempre per quanto prevede la norma, è un effetto che ricade su tutti i redditi, e quindi sia su chi ha un reddito di 7.500 euro, per esempio, e sui primi 5.000 non paga alcun tipo di aliquota, ma questo è uguale anche per chi ha un reddito da 100.000 euro, che quindi sui primi 5.000 euro non paga alcun tipo di aliquota, e conseguentemente poi in crescendo per i vari scaglioni si è collegato anche il revisore dei conti, che saluto e ringrazio per la presenza. Ecco, e quindi si è optato per questa opzione, che dal punto di vista del gettito generale, oscillando ovviamente su una stima, una previsione che si è fatta utilizzando i redditi 2018 e quindi con le dichiarazioni 2019, prevedono una differenza di gettito in aumento tra i 130 e i 160 mila euro, e per quanto riguarda invece poi l'impatto sul singolo cittadino, noi abbiamo un reddito medio a San Stino di Venezia che è attorno ai 20.000 euro, 19.950, questi avranno un aumento di circa 12 euro, quindi 1 euro al mese. Ovviamente le fasce più c'è l'aumento, diciamo, nel fronte dell'aumento dell'imposizione, ma comunque andiamo come dicevo, da questi aumenti che oscillano tra gli 11 euro fino ad arrivare ai 14 per alcune fasce, e per il resto, insomma, per la maggior parte della cittadinanza, questi si attestano attorno ai 6-7 euro annuali di aumento sulla loro, insomma, sulla percentuale di IRPEF che pagano al comune. Come dicevo, questo è stato un po' l'indicazione e la valutazione che si è ritenuto portare avanti, perché a fronte di anni nei quali queste aliquote non sono mai state toccate, a fronte anche del fatto di voler continuare a garantire tutti i servizi che per agenti, come dicevo, esterni, e anche per la situazione del Covid hanno previsto, insomma, ulteriori costi per l'erogazione di determinati servizi, le alternative erano due: o creare le condizioni per togliere alcune dei servizi che oggi si è in grado di garantire, oppure per riuscire a fare mantenere gli stessi standard e fare in modo, insomma, che tutti con una contribuzione, insomma, lo stanno facendo moltissimi comuni, perché di contributi e discussioni, elementi di confronto che ci sono anche in queste settimane con i piani nazionali e quant'altro, riguardano sempre spese che riguardano gli investimenti, quindi spese in conto capitale. C'è poi tutto il tema della spesa corrente, che invece da anni è in sofferenza e che quindi vede un po' tutti costretti a fare riflessioni e ragionamenti di questo tipo. Ecco. Quindi questo è quello che viene previsto nella proposta, che poi ovviamente viene recepita nella proposta di bilancio susseguente che poi troveremo nelle prossime delibere all'ordine del giorno del Consiglio. Ecco, questo in linea di massimo ragionamento. Io adesso aprirei il dibattito, quindi la parola a chi la chiede.
il capogruppo Canali. Grazie, buonasera a tutti. Spiace che stasera ho concordato sulle modalità di effettuazione del Consiglio, ma spiace che ci troviamo in questo modo a dover gestire il Consiglio, più che altro perché gli argomenti sono importanti. C'è l'approvazione di un bilancio il quale delinea un po' le scelte tecniche, ma anche e soprattutto quelle politiche che l'amministrazione attuerà nel corso del 2022, e non avere il conforto anche per scambi di opinione dei colleghi di gruppo, insomma, rende la cosa un po' asettica e anche di non facile gestione, visto che non tutti abbiamo telecamerine e quant'altro. E tra l'altro dallo smartphone vi vedo veramente in pochi. L'IRPEF, come diceva lei sindaco, è propedeutica poi all'approvazione del bilancio, perché poi il bilancio si baserà anche sulla previsione delle entrate delle IRPEF che avete stimato, e la novità di quest'anno è che passiamo da un IRPEF che io chiamavo un po' più sociale, perché veniva, anche se per pochi centesimi di punto, veniva distribuita in maniera progressiva. Si passerà a un IRPEF che è univoca per tutti, a una aliquota dello 0,80% per tutti i cittadini, ma soprattutto avremo una fascia di non applicabilità di soli 5.000 euro. Questo cosa vuol dire? Che andremo a mettere le mani in tasca a tantissimi cittadini, anche a quelli delle fasce più basse, e le motivazioni sono quelle per far fronte a aumenti di spesa che si prevedono nel corso del 2022 per spesa corrente, quindi illuminazione, immagino per spese di riscaldamento e quant'altro. Però questi aumenti non saranno solo a carico delle amministrazioni locali, saranno anche a carico dei cittadini, i quali si troveranno da un lato a dover stringere la cinghia per far fronte agli aumenti delle bollette che anche loro avranno, e dei costi di conseguenza di aumento di trasporto, di abbonamenti e quant'altro, e anche a vedersi decurtato, anche se di pochi euro, le entrate mensili. E questo io credo che in un momento di difficoltà una amministrazione comunale dovrebbe un po' cercare di fare quello che fanno tutte le famiglie. Limare le spese per cercare di avere la capacità di fronteggiare il futuro. E quindi se le necessità di un comune sono di 130-140 mila euro, come ci ha illustrato il sindaco, io credo anche che 130-140 mila euro su un bilancio di 13-14 milioni di euro si possano in qualche modo limare, anche perché ci sono stati dei pensionamenti e non ci sono state sostituzioni, e quindi qualcosa lì si è risparmiato. C'era uno swap fino a poco tempo fa che ci costava circa 100.000 euro all'anno ed è stato chiuso, e quindi mi chiedo quei 100.000 euro lì che fine abbiano fatto, visto che prima si trovavano e adesso a quanto pare si fatica a trovarli. Ma soprattutto ricordo che la fascia di 5.000 euro è una fascia di un reddito di circa 700 euro al mese, quindi parliamo di persone che hanno la minima sociale, parliamo di persone che hanno una indennità di disoccupazione, parliamo di persone che sicuramente non hanno capacità di reddito importanti, anche perché dal DUP c'è una bellissima tabella che ci dà una immagine dei redditi medi pro capite del nostro comune, e la fascia di reddito da 0 a 10.000 è composta da 2.460 persone.
mentre quella oltre i 120.000 euro è composta da 45 persone. Allora io credo che un ragionamento di equità sociale debba essere fatto spalmando l'aliquota sulle altre fasce e non andando a toccare quella sotto i 5.000 euro, che è veramente una fascia al limite. Potrei fare una battuta semplice, i suoi stessi, come le ho fatto anche in occasione della commissione, l'amministrazione di centrosinistra qui mette l'aliquota allo 0,80% e abbassa la soglia a 5.000 euro, i suoi stessi colleghi di partito a Cavallino Treporti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione lì invece hanno protestato contro le decisioni di quell'amministrazione perché chiedevano soglie di esenzione molto, molto più alte e quindi mi viene da pensare che è facile per chi fa opposizione in qualche modo protestare oppure far presente, è meglio come formula, far presente le scelte che l'amministrazione attua e che non sono in linea con quelli che sono i tempi. Viene facile perché non si amministra, però non ci pare neanche di aver visto all'interno del bilancio questo esercizio di sforzo di ricerca di questa somma di 130.000 euro, che ripetiamo, non ci pare proprio di difficile reperibilità, insomma, ecco. Grazie. Sì, consigliere Stefani. Grazie Sindaco per la parola. Buonasera a tutti. Allora, ovviamente mi trovo in linea con quello che ha già esposto il mio capogruppo in merito appunto a questa delibera che andremo a approvare questa sera. E, come ha già detto anche il mio capogruppo, ovviamente ci ritroviamo per l'ennesima volta andare a approvare una delibera dove andiamo a toccare le fasce più deboli, perché come ha detto giustamente anche il mio capogruppo, gli aumenti non saranno solo per il comune, ma saranno anche per tutti i singoli cittadini, sia a livello bollette che a livello appunto generale. Quindi per l'ennesima volta andiamo a toccare questa fascia che oltretutto è stato messo un limite di 5.000 euro. Ho fatto un excursus in questi giorni negli altri comuni e bene o male tutti hanno mantenuto, sia di destra che di sinistra, quindi qua non parliamo di partito, ma hanno mantenuto una soglia che era inferiore ai 10.000 euro. E quindi io insomma mi dispiace che non ci sia neanche l'assessore al sociale, perché comunque mi piacerebbe capire anche da parte non solo da lei sindaco ma anche dalla parte della sua maggioranza, cioè cosa si pensa in merito, perché comunque poi per quanto minimo, ma ogni anno andiamo a toccare minimamente un pochino, poi queste cose si rivalgono nel sociale, perché automaticamente una persona può avere altre necessità e quindi viene poi a chiedere aiuto in comune, magari per la bolletta piuttosto che per il riscaldamento, per la legna o per mangiare, quindi li recuperiamo da una parte, ma secondo me poi andremo a spenderli sicuramente da un'altra parte. Dopodiché ricordo che in commissione le avevo chiesto in merito a questi 5.000 euro di soglia. Lei mi aveva spiegato che questi 5.000 euro sono una soglia, quasi una franchigia. Leggo in deliberato e anche nel test, nell'articolo che viene presentato, l'articolo 3 viene interamente sostituito con il seguente testo e tra i punti c'è la soglia di esenzione ai redditi fino a 5.000 euro intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica sull'intero reddito imponibile. Ciò significa che a mio avviso, leggendo in italiano, questo significa che a 5.001
non è vero che lei mi aveva fatto l'esempio che se uno prende 6.000 euro l'addizionale da 0,8 viene calcolata solo sui 1.000, non è una franchigia questa, ma c'è scritto sull'intero reddito imponibile, quindi a 5.001 lo 0,8 viene calcolato anche non sull'1 ma sui 5.001 totali. Volevo da lei una spiegazione in merito per capire se in deliberato e anche per quanto riguarda l'articolo poi del regolamento è giusto quello che ho capito o se è modificabile insomma questa parte, proprio specificando che questa è una franchigia e non quindi che l'applicazione è totale sul reddito, si viene applicata sul totale reddito imponibile. Ecco, quindi io ribadisco, sicuramente troverà contraria il nostro voto a questa delibera, perché come ha detto anche il mio capogruppo, 120, 130, sui 150.000 euro insomma si poteva limare all'interno del bilancio, visto che poi ci troviamo ad avere avanzi di amministrazione anche di 2-3 milioni, quindi insomma non penso siano questi 150.000 euro necessari per proprio avere un equilibrio in bilancio. Forse insomma si poteva fare meglio, ecco, grazie. Sì, però rispondere a un po' di cose non in ordine. Allora intanto noi abbiamo un bilancio che in tutti questi anni siamo rimasti credo in pochissimi comuni che avevano ancora l'aliquota a scaglioni, perché soprattutto dove non ci sono la possibilità di reperire entrate di altro tipo senza andare a fare manovre che avrebbero altre conseguenze molto più impattanti su magari determinate categorie o meno rispetto ad altre, e che nel nostro caso non possono neanche essere considerate populistiche o di altro tipo. Chiedo scusa, ma ho sempre questo problema con la video. Per quanto riguarda mi sentite? Sì? Okay. Chiedo scusa, questa videocamera non si ricorda. Ecco, dal punto di vista dell'aliquota, andremo a fare operazioni diverse, quindi andremo a fare operazioni che andrebbero a pesare, non so, sulle seconde case IMU e quant'altro, che nel nostro caso non rappresentano in molti casi proprietà di altro tipo, ma rappresentano magari strumenti di lavoro e quant'altro. E quindi questo è un primo tema. Non ci sono altre tipologie di risorse di entrata e quindi va inevitabilmente preso in considerazione. Dal punto di vista di tutta una serie di verifiche e di accertamenti su possibili razionalizzazioni, le abbiamo fatte in tutti questi anni. Se siamo arrivati a questa considerazione è perché altre strade effettivamente non ce n'erano, se non andare a toccare tutta una serie di questioni che comunque poi hanno una ricaduta sulla cittadinanza e che hanno una ricaduta di fatto anche sul funzionamento stesso di determinati servizi. Faccio l'esempio più banale, quello più facile, perché ricordiamo sempre che parliamo di spesa corrente e molto spesso quando parliamo di avanzi di amministrazione invece non riguarda nulla della spesa corrente. Se noi pensiamo al punto prelievi, quello è un tipo di servizio che noi non siamo tenuti a fare, che dà sicuramente una risposta alla cittadinanza, che ha un costo, sono attorno ai 25.000 euro all'anno, che poi c'è la necessità di estendere o di sviluppare, che soprattutto in questo periodo ha rappresentato anche molto, e quindi ormai a fronte di tutta una serie di tagli, di riduzioni vari eventuali, si è arrivati a questa condizione, che si è aggravata per tutta una serie di costi ulteriori che sono entrati, che sono arrivati a essere in essere. Ecco. E quindi veramente anche quando ne abbiamo ragionato e discusso, o si mette mano per tagliare determinate cose che sono comunque servizi, attività che danno risposta alle esigenze dei cittadini, di cui insomma in questi anni l'amministrazione se ne è sempre fatta carico, oppure si poteva optare per questa possibilità, che non aveva altre alternative, tra l'altro, perché l'ultima volta che è stata modificata l'aliquota IRPEF, di fatto, proprio per non toccare le fasce più deboli, ha caricato gradualmente, così mi era previsto,
dagli scaglioni più alti IRPEF, andando così scendendo e, tra virgolette, lasciando il beneficio tutto sulla fascia più bassa, che ovviamente oggi è quella che in proporzione ha un impatto più alto di questo cambio di modalità, perché è quella sulla quale prima era, tra virgolette, caricato tutto il vantaggio. E questo è un elemento. La spesa del personale e lo swap. A parte che sullo swap il costo poi era di 30.000 euro e non di 100, e quindi insomma le cifre sono diverse. Ma a parte questo, che ovviamente tutte quelle scelte, quelle possibilità di riduzione, di accertamento e quant'altro sono state già tenute in considerazione. Se noi abbiamo fatto una proiezione dei costi, per dire solo che di riscaldamento e illuminazione potremmo trovarci a avere quasi tra gli 80 e i 100.000 euro in più all'anno. Se questo impatto, ovviamente pensiamo a questo aumento, di fatto non si aumenta, non si toglie niente, tra virgolette, dal punto di vista delle attività, non è una manovra fatta per sviluppare delle attività in più, ma è una manovra fatta sicuramente per parare il colpo. Dal punto di vista del personale, in buona parte è stato sostituito, in buona parte magari non immediatamente o contemporaneamente, ma possono essere stati dei vuoti, ma questo ha portato a un beneficio, siccome contestualmente c'è stato anche l'aumento contrattuale, quindi il rinnovo del contratto del pubblico impiego, ovviamente ha avuto un'incidenza che mi pare sia attorno, il differenziale è stato tipo di 5.000 euro in tutto l'anno l'impatto da questo punto di vista, e questo è un altro dato di fatto. Sulla riflessione rispetto all'opposizione, alla maggioranza del Comune di Cavallino, potrei fare l'obiezione contraria, dire quindi giustamente da parte dell'opposizione al Sastino, che è di fatto maggioranza a Cavallino, dovrebbe esserci massima condivisione da questo punto di vista. Poi i confronti tra comuni è sempre difficile farli da questo punto di vista, perché oggi ci sono dei comuni che non toccano le aliquote perché magari hanno lo 0,8 da 10 anni, perché hanno lo 0,8 fisso per tutti, con fasce da 5, da 7, anche da 10 in alcuni casi, di esenzione, che ovviamente sono già così, e quindi oggi toccano altre possibilità di entrata. Noi non ne abbiamo molte altre, e quindi questa è, e poi una parte è legata invece ai servizi a tariffa a domanda individuale. Lì è molto più matematico il conto, e il vuoto che si è creato tra il costo sostenuto per l'erogazione dei servizi e il costo pagato dai cittadini, che anche là fermo da molti anni, per cui se si arriva a fare questa scelta non si arriva di certo con la volontà di far cassa ma solamente per rispondere a quelle che sono delle necessità, e gli unici margini sono da quel punto di vista. Ecco, sulla fascia di esenzione forse sì, probabilmente mi sono spiegato male, nel senso che intendevo dire che è una franchigia dal punto di vista dell'utenza. Se c'è un'utenza debole, ci sono 5.000 euro sui quali non si paga questo tipo di aliquota. Se ovviamente c'è un reddito da 7.500, questo viene pagato su tutto. Questo per evitare quello che dicevo prima, probabilmente mettendo insieme tanti concetti che volevo mettere assieme ho fatto confusione nello spiegarmi. Ecco, c'è proprio questo meccanismo, quindi chi ha redditi, che di fatto è parametrato sulla pensione, sul reddito minimo INPS, sul reddito di sopravvivenza, come viene chiamato, c'è questo tipo di soglia che non paga. La maggior parte, poi spesso rischiamo di fare confusione anche con questi riferimenti rispetto al sociale, perché poi ricordiamoci che ci sono tutta una serie di redditi che soprattutto le famiglie o i cittadini che hanno delle problematiche, dalle accompagnatorie, alcuni tipi di invalidità, alle rendite INAIL, sono redditi che non sono soggetti dal punto di vista IRPEF, e quindi non fanno cumulo sui redditi, e quindi hanno una sorta di tutela d'altro canto. Dal punto di vista, ecco, per cui, come dicevo, l'obiettivo non è quello di far cassa per il gusto di far cassa, è parare il colpo da una situazione che c'è, tra l'altro detto molto con franchezza rispetto anche alle prospettive che ci saranno, questo salvo che vengano cambiate le norme, è il tetto massimo. Cioè, se si fosse potuto portare allo 0,85
i redditi più alti e da lì creare una progressione al contrario 0,84, 0,83, 0,82, 0,81, ovviamente così si sarebbe fatto lasciando la fascia sotto i 15.000 euro a 0,67 come era precedentemente. Questo non è possibile perché il tetto massimo è lo 0,8, va salvaguardata la gradualità oppure deve esserci un'aliquota unica e quindi non essendo possibile fare in altri modi, poi magari fra qualche mese ci ritroveremo qui a discutere di qualcos'altro perché sì, mi pare che nei temi di discussione nazionale c'è anche tutta una riforma, un ragionamento per quanto riguarda tutta questa definizione degli scaglioni e tutte le nuove modalità che stanno valutando, quindi probabilmente ci ritroveremo a fare altri discorsi, ecco. E quindi quindi non è una scelta che noi facciamo con la volontà di caricare costi ulteriori con i cittadini. Si è trovata questa forma, si è fatta una valutazione rispetto al fatto che l'impatto che può avere sicuramente, se non c'era era meglio, non vorrei che passassero concetti diversi, ma che non ha un impatto particolarmente incisivo a differenza di altre operazioni che sarebbero ricadute su pochi soggetti. 3-4 euro a fronte di un aumento dei costi, no? 5 euro medi, insomma, tra i cittadini, ovviamente pensiamo sia una soluzione sostenibile a differenza di altre soluzioni. Non so se c'è qualcun altro. Prego. Grazie Sindaco. Mi volevo allacciare a un passaggio che ha fatto dove dice che forse magari fra qualche mese ci troveremo a dover ridiscutere la delibera, almeno così ho inteso, alla luce del fatto che con la legge di bilancio in approvazione potrebbero mutare gli scaglioni IRPEF o quant'altro. Credo che proprio in questa direzione ci sia stata da parte del governo e degli enti locali la richiesta di posticipare le approvazioni dei bilanci comunali al 31 marzo, proprio perché nella fase di previsione del bilancio possano essere recepite tutte quelle che sono le novità o le modifiche che la legge di bilancio nazionale introdurrà a breve. E quindi non era il caso appunto di posticipare la discussione di tutti questi punti che sono legati fra di loro, quindi l'approvazione delle aliquote IRPEF, la nota di aggiornamento del DUP e il bilancio a più avanti, insomma, entro il termine del 31 marzo. Grazie. Sì, noi come anticipavo, sì, è un po' una consuetudine, ogni anno viene richiesto da parte delle autonomie locali, insomma dall'ANCI e da altri, e c'è sempre sistematicamente il rinvio del bilancio di previsione, arrivando spesso anche a tempi molto più lunghi. Mentre quest'anno abbiamo ritenuto di approvare, cercare di fare in modo di approvare un bilancio, seppur anche in questa scadenza in mezzo alle festività natalizie, per essere pronti dal primo gennaio, di poter essere senza andare avanti con un bilancio in 12esimi, perché non solo alcune linee guida che sono state definite nell'ambito del piano nazionale di ripartenza e resilienza per quanto riguarda l'accesso e le modalità di definizione di tutta una serie di progetti premiano, o meglio, non penalizzano chi si ritrova in situazioni in cui non ha ancora approvato il bilancio, ma soprattutto perché tutta una serie di scadenze che stanno individuando gli enti che coordinano poi tutte le attività del PNR in base alla ripartizione che hanno fatto a livello nazionale, che stanno definendo per tutte le singole aree di sviluppo, quindi in primo luogo la regione, di conseguenza la città metropolitana per alcuni ambiti in cui è stata definita come soggetto di riferimento, l'azienda sanitaria per tutte le questioni che riguardano il sociale e quant'altro che fa da riferimento ovviamente rispetto alla regione, stanno già mettendo tempi e definizioni molto strette, e per poter essere nella condizione in qualsiasi momento di poter intervenire in maniera agile e veloce sul bilancio e far fronte non solo a ciò che si
riceve o si prevede di ricevere, ma anche a ciò che serve per essere messi nelle condizioni di poter presentare progetti, di strutturarli, di definire convenzioni, di definire modalità operative. In queste ore adesso stanno convocando una conferenza dei sindaci per il 30 rispetto alla ripartizione di tutta una serie di fondi che sono 90 milioni di euro che fanno capo alla regione e alla città metropolitana, per cui noi per il 30 di gennaio dovremo avere progetti da proporre strutturati che riguardano tutta una serie di ambiti e che hanno, come dicevo, il 30 gennaio come riferimento. Qualcosa ci può essere di pronto, qualcosa meno. Adesso c'è tutta una discussione su sto riparto, inizio intanto, perché insomma la ripartizione non è proprio così equilibrata tra Venezia e il resto del mondo, e quindi c'è anche questo tipo di problema. Ecco. E quindi il nostro obiettivo di arrivare con un bilancio che sicuramente poi noi ci troveremo a gennaio, se non a febbraio, al di là di queste questioni IRPEF, ad approvare varie e diverse variazioni di bilancio, anche magari significative da portare al bilancio, ma ci permette, ecco, di poter essere nelle condizioni di lavorare a fronte del fatto che una serie di necessità, ecco, come quelle di dare respiro alla spesa corrente anche attraverso questa manovra dell'IRPEF, oltre a tutta una serie comunque di riorganizzazione di uffici, di razionalizzazione che comunque sta cercando di continuare ad andare avanti, erano comunque necessarie. Non è che fra qualche settimana ci troveremo a poter fare a meno. Ecco, io ho tanta fiducia nel futuro, ma da questo punto di vista non ne ho sufficienza, e quindi credo che essere nelle condizioni, riuscire a intervenire in maniera equilibrata da questo punto di vista e mettere nelle condizioni di operare sia la strada più opportuna che dobbiamo percorrere. Dopodiché ovviamente i tempi dell'approvazione del bilancio sono stati prorogati, probabilmente si arriverà come al solito alla fine dell'estate, se non più in là, però credo che se riusciamo ad essere in grado di avere un bilancio approvato, anche perché come vedremo insomma, è un bilancio tecnico che dentro tiene tutte le questioni funzionali per garantire i servizi e per garantire il funzionamento dell'ente e di erogare e di garantire le convenzioni, gli accordi, i contratti, personale, il funzionamento in generale di tutto quello che c'è nel territorio, ma non prevede altre cose, tutto ciò di cui dopo di solito noi come amministratori, consiglieri, qualsiasi ruolo abbiano, sono poi i temi sui quali inseriscono dal sostegno alle attività delle associazioni, al sostegno all'erogazione e alla partecipazione di attività. Ci sono 100.000 necessità che poi sono quelle sulle quali giustamente si caratterizza l'attività dell'amministrazione, le sensibilità dei consiglieri e del lavoro che fanno i gruppi consigliari, ma che poi in questa fase di fatto non c'è neanche dentro, per capirci, e che sarà poi l'oggetto di tutte le future discussioni che faremo per tutto il resto dell'anno nei consigli comunali, per cui ecco, credo che insomma i margini, se devo essere sincero, è anche un po' tra virgolette svilente per il ruolo degli amministratori, dei consiglieri, del consiglio dover operare in queste condizioni, perché noi ci troviamo sempre più ad essere amministratori di qualcosa che ha già un suo funzionamento, che deve garantire, come in un'azienda, l'attività, che deve garantire i servizi che vanno erogati, ma che poi al tempo stesso non è nei margini dove dovrebbe esserci la discrezionalità, le scelte, gli interessi, le sensibilità e i progetti anche quotidiani che si vogliono portare avanti, poi si è sempre un po' con le mani legate da 100.000 necessità che poi cadono quasi tutte sulla spesa corrente e che poi di fatto rischiano di annientare anche il lavoro che viene portato avanti. Non so se ci sono altri interventi, se no pongo in votazione, non so se mi sentite, sì. Pongo in votazione il punto all'ordine del giorno, ma segretario, non so se facciamo una votazione a chiamato o facciamo una votazione a rovescio, chiediamo... Ci sono la Rita, per esempio, e Luca Ricatto non li vedo. Adesso io li sento, io non sentivo, ho staccato ma ci sono. Allora, Eccomi, guardami, eccomi Maria Rita, sono qui per la vostra... Ma prima eri scomparsa proprio dalla... Sì,
Non sentivo neanche nulla, a un certo punto si era scollegato probabilmente. Sì. Il consigliere, scusate. Sì. Il consigliere Ricato mi ha comunicato che nonostante abbia provato, ha questo problema col microfono e non riesce a Magari alza parlare. la mano o no, non so. Quindi non lo vediamo e non lo sentiamo noi. Potrebbe scrivere nella chat almeno il voto. Non sai col telefono, probabilmente fa fatica. Sì, no, perché o procediamo a chiamata, però se il microfono di Luca Riccato non funziona, non so, Giuseppe, facciamo che dai te indicazioni rispetto a lui, non so come è meglio fare, Margherita. Io so cosa vota per ogni singola delibera. No, gruppo. Dopodiché non so se posso esprimere anche il suo voto. No, purtroppo no. Non so cosa dire di Riccardo, perché di lui proprio non vediamo niente, neanche col cenno della testa non riusciamo a fare nulla, neanche a video, quindi oltre che... Quindi di fatto lo consideriamo seduto tra il pubblico. No, ecco, c'è un messaggio nella chat. Ah, ok, perfetto. Bene, ecco Luca, se riesci a scrivere, perfetto, che così sappiamo che... Voto contro, bene. Ha votato già contro. Quindi, Margherita, pongo in votazione per... Sì. Facciamo al contrario, chiedo chi vota contro, chi è astenuto e poi il resto vediamo per... Va bene, l'importante è... Quindi, se ci sono contrari, quindi Canali, De Stefani e Riccato, Sì. ok, astenuti. Nessuno. E quindi gli altri sono favorevoli. 10, perché così verifichiamo che non ci sono rientrati nessuno. Eravamo, no, era scusate, 11, perché siamo 14 presenti. Ok, poi c'è anche l'immediata eseguibilità del punto e quindi con la stessa modalità, contrari sempre 3 e astenuti, sì. Quindi, contrari sempre 3, astenuti nessuno, il resto favorevoli. Giuseppe, scusa, se quando così, scusami, l'effetto online mi porta varie volte a non dire capogruppo o consigliere, mi viene da chiamare per nome, chiedo scusa. Capogruppo Canali, se riesce a togliere lo sfondo, perché altrimenti quando alzi la mano non si vede, grazie, scusa. Ecco. Proporrei, se non ci sono contrari, di invertire il punto 2 e il punto 3 in modo tale che poi magari la presentazione dell'aggiornamento del DUP, che poi è legato ovviamente all'approvazione del bilancio, magari faccio una presentazione unica, invece il punto della ripartizione della quota dei proventi lo anticiperei al punto 2, insomma, se non ci sono contrari. È arrivato anche l'assessore Pezzotto. Se non ci sono contrari, quindi se non ci sono contrari tratterei la ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Lascerei la parola al vice sindaco Pellizzoni. Sì, buonasera. Allora, l'argomento non è certamente nuovo per questo Consiglio Comunale. Come sapete, la legge regionale 44 del 1987 prevede che i comuni accantonino l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di interventi che riguardano le straordinarie manutenzioni, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, nonché nuova realizzazione di chiese ed altri edifici religiosi. Le richieste di utilizzo di tali accantonamenti, che possono essere avanzate dalle confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano con apposita intesa, debbono giungere entro il 31 ottobre per l'anno successivo. Quindi entro il 31 ottobre di quest'anno per il 2022
non sono arrivate richieste. Di conseguenza si prevede di accantonare appunto per l'anno 2022 2.932,5 euro, che sono l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, calcolati sulla base degli oneri del 2021, quindi si sta facendo un accantonamento rispetto alla previsione del 2022. Forse la cosa potrebbe sembrare strana, ma siccome è una delle poche volte che arriviamo in bilancio di previsione prima dell'anno in corso, ecco il motivo per cui sembra così, diciamo, così avanti questa delibera, però diciamo questo sarebbe effettivamente il ragionamento corretto. Quindi accantoniamo questa cifra. Come sapete, poi le confessioni religiose possono a quel punto fare richiesta anche a distanza di 2 o 3 anni, cumulando quello che è stato, diciamo, accantonato negli anni precedenti. Bene, ci sono interventi? Sindaco, non ti sentiamo. Chiedo scusa. Pongo quindi in votazione, se non ci sono altri interventi, mi pare di no, la ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Quindi tutti favorevoli, quindi approvato all'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità anche per questo punto, e quindi contrari, astenuti, favorevoli come prima. Perfetto. Quindi passiamo al punto relativo all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 e essendo, come dicevo, l'approvazione, l'aggiornamento della nota vincolato, insomma, è legato all'approvazione del bilancio, farei una relazione unica, dopo ovviamente sia le votazioni, ma che ovviamente la discussione si svilupperà nei modi che riteniamo più opportuni. Con la nota di aggiornamento del bilancio di previsione in approvazione questa sera, che sono i documenti, insomma, fondamentali della programmazione e della gestione, che costituiscono la guida strategica operativa per la realizzazione degli obiettivi che ci siamo prefissati, diventano, per le motivazioni che anticipavo anche prima, ancora più necessari per consentirci di essere pronti ad affrontare tutta una serie di sfide che sia a livello locale, ma ovviamente in una rete più ampia che riguarda il Veneto orientale e l'area metropolitana, se non ancora a livello regionale, di essere nelle migliori condizioni per, da un lato, continuare a garantire tutta una serie di servizi che si sono dovuti adeguare e sviluppare secondo le necessità emerse e le problematiche che questa pandemia sta continuando a portare avanti, e al tempo stesso per farsi trovare pronti a definire tutto quello che può servire per cogliere tutte quelle proposte e possibilità che arriveranno con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per cui per questo, come dicevo, quest'anno andiamo all'approvazione di un bilancio in questo tempo così anticipato rispetto a quello che facciamo solitamente, e che definirei tecnico, nel senso che contiene tutte le risorse per garantire l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini, per quanto tralasci tutta una serie di scelte più di natura politica e amministrativa che verranno messe in atto nel susseguirsi dei prossimi mesi, una volta delineate con puntualità le entrate e avuto chiaro il quadro su cui si svilupperà l'attività amministrativa, ma che ci potrà consentire questo tipo di bilancio attivo oggi di non lavorare in dodicesime, e al tempo stesso di poter quindi adeguarci alle misure e alle necessità che ci permetteranno di partecipare a questi bandi o di definire convenzioni o attività con gli altri comuni, e
poi recuperare tutte queste risorse non solo una volta che verranno accertati e comunicati in maniera definitiva tutta una serie di trasferimenti statali, e al tempo stesso anche quelle che poi rimarranno quando approveremo il conto consuntivo con l'avanzo di amministrazione e tutta una serie di necessità, con l'attenzione ovviamente che serve ed è necessaria del mantenimento degli equilibri di bilancio. Per questo nella nota di aggiornamento del DUP, per chi ha avuto modo insomma di approfondirlo un po', non noterà grandissime variazioni rispetto a quella che era negli obiettivi e ovviamente nelle misure nelle quali misurare poi l'attività dell'ente, perché di fatto ricalcano quelli che ci eravamo precedentemente dati. Il bilancio di previsione, entrando nel merito, pareggia nel 2022 per 12.267.000 euro, nel 2023 per 14.531.000 euro e nel 2024 per 13.821.000 euro. Alle previsioni di competenza si affiancano per l'esercizio 2022 anche le previsioni di cassa. Sempre con riferimento all'esercizio 2022 le entrate tributarie ammontano a 4.805.000 euro, le entrate da trasferimenti correnti a 2.364.000 euro, le entrate extratributarie, quindi da vendita di servizi, locazione di immobili, sanzioni, interessi, sono pari a 2.087.000 euro, per un totale di entrate correnti pari a 9.258.000 euro. A fronte di queste entrate la spesa corrente ammonta a 8.891.000 euro e la spesa per il rimborso di prestiti a 480.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte degli investimenti, le entrate in conto capitale sono previste per 1.147.000 euro e quelle da accensione di prestiti a 195.000 euro, mentre le spese in conto capitale al titolo secondo ammontano ad 1.285.000 euro. Le entrate e le spese per conto terzi e le partite di giro pareggiano a 1.610.000 euro. Per consentire il raggiungimento del bilancio di previsione garantendo il regolare funzionamento dei servizi, il cui costo ha subito un forte incremento, come anticipato prima, dovuto sia alla maggior spesa per i consumi energetici, sia alla riorganizzazione di alcuni servizi, in particolare quelli che riguardano la mensa, il trasporto pubblico, il trasporto scolastico, necessaria per la prevenzione del contagio secondo le indicazioni che ci sono state date per riuscire a garantire il servizio, e si è reso indispensabile attuare una manovra sulle entrate correnti. Per quanto riguarda le entrate tributarie, la previsione degli stanziamenti è in aumento rispetto al 2021 di circa 120.000 euro. Tale incremento è sostanzialmente dovuto alla variazione IRPEF che abbiamo approvato poco fa. Per quanto riguarda invece l'importo della Tari, in attesa dell'approvazione del piano economico finanziario della definizione per il 2022, secondo il metodo ARERA, è stata iscritta al bilancio con lo stesso importo del piano economico e finanziario del 2021. Le entrate da trasferimenti invece registrano una riduzione rispetto all'assestato 2021 di circa 300.000 euro, visto che nel 2022 vengono a cessare tutta una serie di contributi stanziati a favore dei comuni per far fronte alle minori entrate conseguenti dall'emergenza Covid nel 2021. Circa 180.000 euro del fondone per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, 55.000 euro per i buoni alimentari e 26.000 euro che sono altri trasferimenti che ricorderete erano stati erogati per il finanziamento per la copertura dei maggiori costi dei centri estivi. Anche le entrate extratributarie registrano un lieve incremento rispetto all'assestato 2021, dovuto in parte all'aggiornamento dei servizi a domanda individuale che sono state approvate dalla Giunta qualche settimana fa, ovviamente prima della predisposizione e funzionalmente che la previsione del bilancio, che hanno messo mano e adeguato tutta una serie di costi relativi ai servizi relativi alle mense, al trasporto, alla rete della scuola Sacro Cuore, all'utilizzo delle sale, insomma tutti quelli che sono considerati servizi a domanda individuale, che erano di fatto invariate da 11 anni, se non un adeguamento che riguardava alcuni arrotondamenti avvenuto nel 2014, ma poi di fatto le modifiche di queste
di queste aliquote erano ferme dal 2010. Per quanto riguarda la spesa corrente registra una riduzione di circa 700.000 euro rispetto al 2021, in linea con la spesa impegnata più il fondo crediti di dubbia esigibilità. Gli stanziamenti di spesa consentono di garantire i servizi, rinviando ovviamente al reperimento, come dicevo prima, di tutta una serie di risorse per le spese relativi a tutta quella serie di servizi che solitamente siamo abituati ad avere nel territorio e che servono per garantire insomma la qualità della vita dei cittadini, come dicevo prima il contributo delle associazioni, tutta una serie di attività come dicevo non considerate funzionali e indispensabili dal punto di vista normativo per l'ente, ma che poi sono quelle che rappresentano poi il valore aggiunto per le attività e la comunità nel suo complesso. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel 2022 si prevedono entrate per contributi per 660.000 euro, di cui 80.000 euro sono un trasferimento della città metropolitana di Venezia per il finanziamento totale del costo che servirà per realizzare una piccola rotatoria tra via Fossion e la riviera Silvio Trentin, quindi in concomitanza, insomma, subito dopo al Ponte degli Archi in direzione autostrada o Corbolone, insomma, per capirti, quindi una rotatoria al posto di quell'incrocio un po' particolare che c'è oggi, che quindi sicuramente può dare beneficio alla viabilità, per cui la città metropolitana ha erogato un contributo che copre interamente quella spesa. 580.000 euro quale contributo del conto termico del ZEB per il finanziamento dei lavori di adeguamento sismico ed energetico del Palazzetto dello Sport Marta Russo, che ha un valore complessivo di 1.160.000 euro. Oltre al contributo per il finanziamento dell'opera è previsto un mutuo per una piccola parte e il resto è coperto da entrate e alienazioni di beni e da permessi di costruire. Ovviamente averlo nel piano delle opere pubbliche, avere questo tipo di progettazione avviata proprio in virtù di tutti i ragionamenti che facevo prima, insomma che discutevamo prima anche nell'ambito dei grandi temi che interessano il PNRR, che è la ridefinizione energetica, il miglioramento energetico e la valorizzazione degli spazi per la qualità della vita. Ovviamente avere progetti di questa dimensione e di questo interesse pubblico e generale ovviamente possono essere un valore aggiunto sul quale si possono essere pronti per attingere a fondi di vario tipo. La spesa per investimenti relativa al 2022 ammonta a 1.278.000 euro. Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel piano triennali sono previsti interventi per il miglioramento sismico della scuola di primo grado, la secondaria di primo grado da Tognolo, le scuole medie del capoluogo per 1.200.000 euro, l'adeguamento sismico della delegazione comunale di La Salute di Livenza, l'adeguamento della scuola primaria Don Michele Martina e la riqualificazione degli spazi della viabilità di Corso Cavour e di tutta l'area centrale che attraversa La Salute. Nel 2024 è prevista per la messa in sicurezza delle strade comunali per 120.000 euro. Ecco. Sinteticamente poi ovviamente lascio la parola a chi la chiede, oltre a ringraziare gli uffici, il responsabile Pasquon e il revisore anche per il lavoro certosino e attento nella definizione di tutte le varie necessità che poi hanno dal punto di vista tecnico la redazione di un bilancio e per l'attività di controllo ovviamente che viene operata sullo stesso. Ecco, in sintesi estrema questo si è cercato di fare, garantire l'erogazione dei servizi, e quindi anche se è un bilancio tecnico, diciamo, che non tiene conto di alcune necessità non, diciamo, indispensabili, l'obiettivo è quello di garantire il funzionamento dell'ente, garantire che la qualità dei servizi e la vicinanza dei servizi ai cittadini sia garantito, di avere una previsione per quanto riguarda gli investimenti con tutta una serie di interventi che pongono al centro la riqualificazione energetica, la riqualificazione e la tutela e la messa in sicurezza sismica di edifici e di spazi pubblici, ovviamente per essere, come dicevo, pronti ad affrontare poi tutte le altre sfide che nei prossimi mesi sicuramente ci verranno molte volte impegnati non solo a discuterne ma anche ad avere delle scelte in tempi contingentati e brevi da questo punto di vista.
Io ho fatto questa panoramica generale, poi ovviamente sono a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità, ma anche per tutto quello che riguarda le varie suggerimenti o comunque proposte che possono arrivare. La parola a chi la chiede. Canali, giusto. Canali chiede la parola. Scusate, non lo vedo, e quindi prego Giuseppe. Una battaglia stasera. Non volevo farvi vedere lo sfondo della finestra delle camicie e l'ho tolto perché mi si vede la mano. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il DUP l'abbiamo anche discusso, mi pare, all'ultima seduta di consiglio. E come detto dovrebbe essere un po' il libro del percorso che intende fare questa amministrazione, no? Perché nel DUP dovrebbero esserci un po' i progetti, le spese e quindi avere attraverso il DUP avere una contezza di qual è il percorso che intende fare l'amministrazione. Dandogli uno scorso e tornando anche al ragionamento sui risparmi, quindi sull'aumento delle bollette, sui risparmi che si potevano fare, a me pare che un ragionamento sull'illuminazione pubblica siano tanti anni che è in essere, e per carità è in essere con progettazioni di città metropolitana e progetti europei. Vediamo però che da diversi anni è sempre riportata la somma di 120.000 euro e non ci pare che vengano fatte sostituzioni di linee con nuove lampade a LED o quant'altro, no? Però andiamo ad aumentare l'IRPEF per far fronte ai maggiori costi dell'energia elettrica. E abbiamo un importante avanzo di bilancio, e però andremo a attivare mutui, e mi pare che lo attiveremo nel 2024 per 1.091.000 euro, e nel 2024 magari sconteremo tassi di interesse più elevati rispetto a quelli di oggi, se è vero che in America si sta ragionando su un aumento dei tassi. L'Europa dice che non lo farà, ma il mercato è mondiale, sta aperto 24 ore al giorno e prima o poi anche l'Europa dovrà aumentare i tassi, e quindi molto probabilmente nel 2024 affronteremo mutui che oggi hanno costi bassissimi con un diverso costo del denaro. A pagina 39 del DUP, se non ho letto male, alla voce alienazione, beni e trasferimenti sono previsti 1.060.000 euro. Ma questa somma, 1.147.000 euro, 1.060.000 erano nel 2021. È una previsione, ma sulla base di cosa è verificata, no? Poi è previsto poi alla voce dei fitti, le somme sono uguali, no? I canoni di affitto sono uguali costantemente per i prossimi anni, ma la domanda è: ma non c'è un adeguamento Istat dei canoni di affitto? Posso capire che rispetto a servizi primari come o la caserma di carabinieri o l'asilo nido si possa fare una politica diversa, ma ci sono altri beni che sono in affitto e sono costanti gli introiti nel tempo. È interessante anche leggere un po' quelle che sono le missioni, cioè gli obiettivi che l'amministrazione si pone di raggiungere. E una delle missioni è il miglioramento del welfare, ma va un po' in antitesi con il punto 1 che abbiamo votato, e che è l'aumento del
dell'IRPEF. Un altro punto che si pone è la missione 4.3, cioè raggiungere una maggiore equità fiscale attraverso il contrasto dell'evasione per l'appunto fiscale. E il risultato qual è? Ma non ci pare che i conti rispetto alle capacità di recuperare somme non pagate siano così floridi, e poi andremo a vedere sul dettaglio i risultati, perché il fondo pluriennale vincolato è molto ma molto cospicuo, e che è indice del fatto che a nostro avviso non c'è una grossa capacità di andare a recuperare le somme non introitate, e si accantonano importanti somme a copertura di questo. Poi ci sono poi farò altri ragionamenti come si dice, sul bilancio di previsione, insomma, perché poi i due argomenti viaggerebbero assieme. Grazie. Sì, Sì, chiedo... sono altri interventi, se no lascio la parola al vice sindaco Pellizzone. Beh, allora intervengo su quanto sollecitato dal capogruppo Canali rispetto agli interventi di risparmio energetico, di efficientamento energetico. Allora, ci sono due temi, uno che riguarda l'illuminazione pubblica e uno che invece riguarda gli edifici. Gli edifici, per grossa parte, sono all'interno del progetto Amica-E, che è un progetto che è stato sviluppato dalla città metropolitana e che risale addirittura al 2010-2011, che finalmente è arrivato a compimento con l'individuazione del soggetto vincitore del nostro lotto, che nel caso specifico tra l'altro è ASE, che era colui che gestiva già prima i nostri impianti, e gli interventi previsti partiranno nel 2022, sono stati oggetto di una ulteriore modifica rispetto all'impianto iniziale, perché chiaramente, come dicevo, è un progetto che la città metropolitana ha costruito e portato avanti negli anni, e quindi la fotografia degli edifici, degli interventi da fare su cui erano state messe a gara, chiaramente era una fotografia che nel frattempo si è mossa, perché alcuni interventi sono già stati fatti dal comune, oppure sono state necessarie altre attività. Per cui, fatte queste modifiche, che sono modifiche proprio di poco più di un mese fa, insomma ci siamo trovati con ASE un mese fa, questi interventi appunto partiranno con la bella stagione sostanzialmente. A seguito di questo, ecco, così lo anticipo anche già, collegato un po' a questo tema qui, ci sarà un tema di un pezzo di finanza di progetto legato agli edifici che erano rimasti fuori, proposto sempre da ASE. Questo perché Amica aveva previsto gli interventi sugli edifici più sui quali c'erano maggiori margini di intervento, o perché più energivori o perché utilizzati in maniera maggiore, ed erano rimasti fuori una serie di edifici che per quel tipologia di bando non potevano entrare, che sono appunto edifici nei quali gli interventi proposti sarebbero stati comunque con tassi di risparmio energetico molto più bassi, oppure nuovi. Penso per esempio alla Sacro Cuore, Piaget 2, chiaramente è un edificio nuovo, per cui gli interventi lì non sono di fatto previsti, oppure appunto sono edifici, penso alla delegazione della salute, che in particolare sulla sala Romano Pascutto non ha degli utilizzi molto forti, per cui anche lì i consumi in realtà sono molto bassi, e dovendo essere quelli degli interventi che si ripagano con risparmio energetico, non potevano, diciamo, più di tanto entrare nell'Amica-E. Quindi ASE ci ha proposto una piccola finanza di progetto per gli altri edifici, in modo da avere un unico gestore
che avrà per 15 anni la gestione di questi impianti, però sulla logica un po' di quello che era il bando di Amicae, per cui anche lì non siamo riusciti a portarlo a dicembre, quindi andrà nel prossimo consiglio comunale, e anche lì faranno il resto delle attività, diciamo, collegate a quelle degli altri edifici, sempre a partire dall'estate, insomma, dalla tarda primavera. Diciamo che lì chiaramente si paga una parte, cioè il meccanismo è fatto in modo che in teoria si debba pagare uguale a quello che si pagava prima, però efficientando gli edifici. Ovviamente se i prezzi salgono, come ci dovrebbe determinare un maggior risparmio, però è chiaro che se salgono tanto, come dire, quel maggior risparmio lì è sicuramente meglio che aver continuato a consumare 100, cioè se io consumo 45 o 55 invece che 100 è sicuramente un vantaggio, ma evidentemente se i prezzi poi del gas e delle materie prime aumentano tanto e io comunque ho una quota di, diciamo, canone da pagare per quel tipo di interventi, il risparmio ci sarà, ma purtroppo non potrà essere quello che, diciamo, quello che tutti potremmo aspettarci. Sicuramente però ci sarà una parte. Per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica, non l'abbiamo fatta andare con Amicae. Lì avevamo anche atteso, perché in teoria la Regione Veneto doveva fare un bando sul POR FESR, che poi probabilmente l'ho tagliato. Presumo che in seguito anche alla ridefinizione delle risorse del POR FESR, quindi stiamo parlando di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, presumo che li abbiano dirottati su altri interventi, ma ad ogni modo proprio sempre qua all'inizio di dicembre abbiamo concordato con il CEV, che è quello che ci seguirà la gara, di andare in gara per febbraio-marzo, in modo da fare la gara su tutta l'illuminazione pubblica, sempre con il meccanismo della, diciamo, a valere su quello che è il risparmio energetico, no? Cioè considerando il fatto che io oggi pago 100 di illuminazione pubblica, di energia elettrica, domani si fa l'intervento di energia elettrica, dovrei consumare 50, pagare 50, il 50 di differenza o il 45 di differenza lo devo usare per pagare gli interventi dell'illuminazione pubblica e mi dovrebbe restare una parte di risparmio energetico. Anche qui poi vale lo stesso ragionamento di prima, quella lì è una fotografia che è fatta quando i costi dell'energia elettrica erano a 60 euro al megawattora, cioè per riportarlo nelle bollette a 6 centesimi al kilowattora. Oggi a novembre erano più di 20 centesimi al kilowattora, a dicembre hanno toccato punte di 30 centesimi. È chiaro che se quel tipo di intervento lì diciamo, potrà avere dei vantaggi, come dicevo prima, perché chiaramente potrò risparmiare di più di quello che potrei pagare se continuassi a consumare, diciamo, quello che consumo oggi. Posto che comunque sono stati fatti degli interventi negli anni di sostituzione di singole linee, perché insomma poi eventualmente anche l'assessore Varpinel, se vuole può indicare, ma sono stati fatti diversi interventi in questi anni, penso per esempio a Via Stazione, dove con la riqualificazione della strada è stata fatta anche l'illuminazione pubblica. Un altro intervento è proprio previsto nei prossimi mesi per alcune vie, tra cui Via di Vittorio, se non ricordo male, e Via... Esatto, poi c'era anche un recente diciamo, finanziamento regionale che riguarda Via del Popolo, quindi anche l'illuminazione pubblica. È chiaro che insomma dei pezzi si sono fatti in questi anni, però il grosso è demandato a questa gara che faremo appunto tra febbraio e marzo, ecco, di quest'anno, proprio per arrivare poi diciamo, ad avere un'illuminazione pubblica adeguata, che consuma meno e sicuramente più efficiente. Poi chiaramente se nel frattempo dovessero esserci dei contributi che intervengono, è chiaro che magari
quel tipo di intervento che stavo parlando in merito all'illuminazione pubblica potrebbe essere sgravato, perché se, adesso faccio un esempio banale, visto che il PNRR ormai sembra insomma essere quello da cui riceveremo tutti i soldi, se la gara di cui stavo parlando prima per l'illuminazione pubblica potesse rientrare nel finanziamento del PNRR e quindi dovesse essere finanziata in tutta la sua parte o in quota parte, è chiaro che quel risparmio di cui parlavo prima potrebbe diventare molto più elevato, perché chiaramente non dovendo pagare per 15 anni, come dire, quello che è il canone annuo relativo agli interventi di manutenzione e realizzazione di questo nuovo impianto, è chiaro che se quello lì lo azzero, ovviamente avrò dei risparmi molto più elevati, però ovviamente dobbiamo in questo momento ragionare a situazione vigente. Poi è chiaro che se questo avverrà sempre sarà meglio, ecco. Grazie Vice Sindaco Pellizzon. Non so se qualcun altro chiede la parola. Visto di nuovo Canali, mi pare che abbia fatto il movimento. Prego Giuseppe. Grazie. Vedo che l'amministrazione dopo qualche anno conviene su lo spunto che avevamo dato in commissione appunto qualche anno fa, chiedendo come mai non si procedesse, come stanno facendo gli altri comuni del territorio, a bandire una gara per la sostituzione di tutti gli elementi illuminanti, con le modalità che il vice sindaco adesso ha espresso. E vedo che, seppur con qualche anno di ritardo, ci stiamo arrivando, forse magari non beneficiando appieno di quelle che erano le potenzialità di quella gara, ma comunque avendo un miglioramento dell'illuminazione pubblica. Io stasera sono anche un po' dispiaciuto di tirar sempre in ballo Cavallino Treporti, ma non so se avete avuto l'occasione di leggere il Gazzettino di oggi. C'è un articolo che illustra appunto i risultati, gli esiti di una gara fatta a Cavallino e vinta da Era Illuminazione. Perfino le luminarie natalizie verranno installate per non so quanti anni a cura di Era. Quindi voglio dire che in questi bandi c'è la possibilità di prevedere e di inserire diverse soluzioni e quindi di avere delle opportunità migliorative di molto nel territorio, fermo restando anche che oggi gli impianti possono essere sviluppati in maniera molto puntuale. Faccio un esempio: se in piazza c'è un evento, si può stabilire di spegnere 3 lampioni senza andare lì a spegnere tutta la linea come fatto oggi. Si può prevedere di diminuire la potenza dell'illuminazione pubblica in determinate fasce orarie e quindi avere anche magari ulteriori risparmi energetici. È un peccato aver perso qualche anno, perché era idea, se non ricordo male, di questa amministrazione di provvedere alla sostituzione di corpi illuminanti attraverso l'utilizzo delle forze presenti in amministrazione, dei tecnici e degli operai comunali. Io credo che i tecnici operai comunali ne abbiano già da fare a sufficienza durante i giorni lavorativi, che di tempo da dedicare anche a questo tipo di attività non ce ne fosse. Allora ben venga questo tipo di gara e speriamo che sia, come posso dire, la più ampia come opportunità per il comune inserita nel progetto di gara, in modo tale da avere il maggior beneficio possibile. Grazie. Solo velocemente, ho letto di sfuggita l'articolo, però ricordo un dato. Il comune di Cavallino Treporti consuma 2 milioni e qualcosa kilowattora all'anno di illuminazione pubblica. Noi ne consumiamo metà, praticamente 1 milione e 100. Il bando, allora, non so quello di Cavallino se è un project, non ho idea, questa cosa non me la ricordo. Noi diciamo forse abbiamo messo un pochettino in più proprio perché siamo andati in una direzione opposta, cioè
abbiamo sviluppato la progettazione con poi un professionista che è quello che ci ha fatto il PICIL e poi abbiamo fatto il progetto, perché andare in project su un intervento del genere, di queste dimensioni, si può fare, legittimissimo, assolutamente, però diventa un po' complicato, cioè diventa complicato capire se effettivamente è quello che avrebbe voluto fare l'amministrazione. Mentre noi abbiamo pensato di fare appunto un passaggio con la progettazione dove, diciamo, le linee guida le abbiamo date noi. Nel bando poi sono previste chiaramente delle migliorie o degli elementi di qualificazione in più, tra cui per esempio quello delle luminarie. È chiaro che poi quello cioè diciamo la qualificazione di miglioria è data anche in base a quanto uno consuma, perché chiaramente loro consumano il doppio di noi e evidentemente ci sono margini più elevati per andare a ridurre. Comunque nella progettazione definitiva e nel PICIL il risparmio atteso era attorno al 50%. Adesso tra l'altro dobbiamo rifare velocemente un aggiornamento rispetto agli interventi che sono stati fatti in questo anno e mezzo rispetto a quando era stato chiuso il progetto precedente, e quindi aggiornarlo, rivedere quelle che sono appunto gli interventi fatti, ricalcolare la percentuale di risparmio, ma che dovrebbe comunque attestarsi attorno almeno al 40%, ecco, complessivamente. E poi come dire, in quelli che sono le migliorie proposte, sicuramente lì può essere inserito qualcosa del genere, e sicuramente, diciamo, il fatto che ci sia che la gara venga bandita dal comune su un progetto proprio amplia al massimo l'opportunità di partecipare, perché generalmente il project un pochettino frena, ecco, la platea di possibili intervenuti, perché generalmente a quel punto, insomma, viene vista in maniera diversa dalle aziende. A differenza di quello che dicevo prima sugli edifici comunali, dove noi l'abbiamo fatto perché resta per una parte assolutamente residuale e con logiche che però devono essere analoghe a quelle che c'erano in Amica E. In Amica E è stata fatto la gara più grossa, la parte dove stiamo parlando di 800.000 euro di interventi per la parte degli edifici, mentre per l'illuminazione pubblica sono previsti all'incirca più di 1 milione di euro di interventi. Però sicuramente, ecco, l'idea è proprio quella di arrivare a una più ampia partecipazione per avere i maggiori benefici non solo degli interventi, e non solo degli interventi anche legati come dire, ai temi della Smart City, eccetera, ma anche proprio di migliorie, insomma, che si possono ottenere. Perfetto, grazie. Ecco, in merito a alcune considerazioni che faceva prima sempre il capogruppo, ecco, per quanto riguarda il riferimento alle alienazioni, non c'è solo ovviamente le alienazioni, ma anche i trasferimenti in conto capitale, quindi una serie di trasferimenti che ovviamente di cui va tenuto conto e che nelle previsioni per gli anni successivi ci sono, e che ovviamente possono essere una previsione non perché le alienazioni possono cambiare, ma perché la previsione dei trasferimenti in conto capitale possono cambiare. Ecco. Per quanto riguarda i Fizi, insomma, seppur una incidenza in bilancio e nel DUP ci sia, poi l'incidenza relativa per i Fizi che noi introitiamo, a parte la tipologia dei Fizi, insomma, che nella maggior parte dei casi sono, come detto prima, l'asilo nido comunale, può essere gli spazi nei confronti dei medici, nella delegazione della salute. Poi teniamo conto che l'inflazione è allo 0,75, quindi con la previsione che ci fosse l'adeguamento Istat a fronte di un impatto di questo tipo, insomma, diventa relativo. Ecco, mi interessava più il ragionamento sulle politiche del welfare o sociali più in generale. Ecco. Noi riusciamo oggi a garantire tutta una serie di servizi. Non credo che sicuramente mantenere delle imposte progressive fa sì che ci sia la possibilità di essere più
graduali nella compartecipazione da parte del cittadino alla spesa pubblica, alla spesa del proprio comune, però ecco, penso che riuscire a trovare il modo per continuare a garantirgli determinati servizi che magari in questa comunità ci sono e in altre non ci sono, sono nati da poco, sia comunque continuare a garantire, migliorare e rendere sempre più sinergico e efficace poi quello che è l'intervento nei confronti della popolazione. Noi lo vediamo per quello che è l'andamento di una serie di interventi che ci sono stati in questi anni. Se noi pensiamo a tutta l'incidenza e alla capillarità che si è riusciti a trovare creando una serie di sinergie efficaci e puntuali con la San Vincenzo, con l'Auser, con tante associazioni nel territorio per l'erogazione di aiuti, per essere più che altro sentinelle, lavorare in collaborazione, evitare furbi e furbetti per riuscire a essere capillari dove noi con gli operatori del sociale non saremmo mai riusciti ad arrivare. Loro in molti casi magari non sarebbero riusciti ad avere a disposizione determinate risorse. Credo che si siano create tutta una serie di migliorie che queste hanno reso comunque un beneficio alla comunità. Se penso al fondo alimentare che noi abbiamo messo in gara, che è all'interno delle erogazioni che ci danno nell'ambito della gara per il servizio delle derrate alimentari che facciamo con la mensa, che abbiamo messo un valore aggiunto, un quid in più, insomma, alle aziende che offrivano questo tipo di fondo che poi noi abbiamo messo a disposizione della San Vincenzo per fare le borse alimentari o convertibile in disponibilità economiche, per dire quello era un beneficio che potevamo portare tra virgolette a casa completamente per il comune e far ridurre di 5-6 mila euro magari la spesa di quel tipo di intervento, e che quindi avrebbe tra virgolette fatto risparmiare €1 su 5.000 pasti, se facciamo un conto proprio della serva, o 50 centesimi su 10.000 pasti, cosa che invece si è pensato di continuare a mantenere e per la quale poi si riesce ad arrivare. E quindi il miglioramento del welfare, ecco, probabilmente si tiene conto anche di tante altre dimensioni, perché poi le situazioni, alcune sono stabili e rimangono stabili nel tempo, altre sono temporanee, alcuni interventi tampone permettono di sollevare. Quello che è più complicato secondo me ed è necessario da parte di tutti, anche da parte di questa amministrazione in primis, e ovviamente anche da parte di tutti gli attori che operano nell'ambito sanitario e sociale, è quello di fare una foto delle necessità di una popolazione che tende sempre più a invecchiare, che tende sempre più ad avere nuclei familiari più ridotti, e che quindi su come invertire la controtendenza difficilmente possono farlo gli enti locali, e servono politiche di altro tipo che speriamo rientrino sempre all'interno di tutta una serie di scelte, hanno anche questa finalità. Però poi dal punto di vista della gestione territoriale, invece che per noi dobbiamo gestire la quotidianità, ovviamente diventa fondamentale che ci sia la capacità di risposta a tutta una serie di categorie deboli, che oggi debole fortunatamente in questi territori è limitata la parte dove si è economicamente deboli, molto spesso si è socialmente deboli, quindi ci sono delle necessità di servizi, di ausili, di tutele, di collaborazione. L'abbiamo visto in maniera evidente durante tutta questa emergenza Covid, che ovviamente su cui bisogna intervenire, quindi cercare di rendere capillari i servizi. Poi ne discuteremo quando parliamo anche sull'ordine del giorno dei medici, insomma, che poi è uno dei punti di riferimento che ci sono in un mondo che è socio e sanitario, perché poi al di là del dove andare a farsi fare la ricetta, il tema è riuscire a creare e instaurare quel tipo di rapporto di fidelizzazione del paziente con il proprio medico, che faccia sì che questo sia in grado, uno, di fidarsi dell'altro, due, di essere in grado di svolgere tutto quel lavoro che ha di carattere sociale, che non riesce a fare nessun altro se non lo fa il medico, perché ovviamente fortunatamente ancora un ruolo di riferimento all'interno delle famiglie, o comunque in tantissime famiglie. Per cui se io penso a tutto il problema dell'alcol, tutto il problema delle dipendenze varie, ovviamente riuscire ad avere operatori, il medico di famiglia non può che essere uno di questi, che sia in grado di avere tempi, non solo la formazione, ma quella, insomma, sono certo ci sia, ma in particolar modo
i tempi e le modalità per riuscire a prendersi carico e creare una collaborazione quotidiana al di là delle UVMD per un inserimento in casa di riposo o per la gestione di un minore, probabilmente ecco, sono servizi che poi dal punto di vista del welfare hanno una ricaduta molto più pesante sui costi per la comunità, sui costi sociali più in generale, per cui ecco, gli obiettivi dell'ente da quel punto di vista, ecco, capisco la considerazione ovviamente che si lega anche al primo punto di cui abbiamo discusso, ma ha un pacchetto che ovviamente è composto da mille sfaccettature, e l'obiettivo del miglioramento del welfare, dei servizi offerti, della capillarità e delle risposte a quelle che sono le esigenze della comunità ovviamente deve non solo sempre essere un obiettivo, ma ecco, che non credo ecco, sia inficiato da questo tipo di scelte che poi nascono da, come dicevo, tutta una serie di necessità di cui si è dovuto fare virtù. Non so se ci sono altri interventi. Allora, se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione l'approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. Contrari? Allora, 2 contrari, 3 contrari, come il consigliere Riccardo l'ha scritto nella chat, astenuti, e quindi il resto dei consiglieri favorevoli. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità, quindi contrari, astenuti, favorevoli come prima. Pongo quindi anche in votazione il bilancio di previsione 2022-2024, contrari, tre contrari, aspettavo la conferma del consigliere Riccardo, astenuti, favorevoli, il resto. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità, e quindi contrari, astenuti e favorevoli come prima. Vorrei che ci mettesse agli atti che il microfono del consigliere Riccardo non è fornito dall'amministrazione, ma è suo. E quindi deve avere sempre il microfono che non va quando è in consiglio. A parte la battuta. Il quinto punto all'ordine del giorno è l'approvazione della nuova convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Caorle e Sastino di Livenza. La parola al vice sindaco Pellizzon. Sì, allora il decreto legislativo numero 50/2016, cosiddetto codice degli appalti, prevede che per gli appalti di importo superiore a 40.000 euro per i servizi e a 150.000 euro per lavori si deve fare ricorso a stazioni appaltanti qualificate, cioè a centrali di committenza che forniscano attività di centralizzazione delle committenze. Lo sforzo che ha fatto il legislatore in questi anni era quello di ridurre, diciamo, i punti di committenza, cioè quindi per cercare di raggrupparli. Il comune di San Stino di Livenza in precedenza ha già costituito una centrale unica di committenza con il comune di Caorle. Diciamo, queste centrali sono state sottoscritte, questi accordi, queste convenzioni sono state sottoscritte l'11 agosto 2015 ed il 13 agosto 2018. Essendo la durata di tale convenzione di 3 anni, la stessa risulta scaduta, quindi ovviamente quella che diciamo, era stata sottoscritta il 13 agosto 2018. Si è andati un po' più lunghi quest'anno perché l'amministrazione di Caorle aveva, diciamo, chiesto di attendere l'esito della nuova amministrazione, e quindi adesso nel momento in cui ci sono state le votazioni a Caorle e stante la positiva esperienza con il comune di Caorle, appunto, si è previsto di stringere nuovamente il sodalizio con tale ente. Con questa delibera si propone quindi di costituire la centrale unica di committenza col comune di Caorle
e di approvare l'allegata bozza di convenzione quadro che regola i rapporti reciproci tra i due comuni, demandando poi alle rispettive giunte tutte le integrazioni riguardanti gli aspetti organizzativi che dovessero essere necessari in fase di attuazione della convenzione. Il capofila della convenzione è il Comune di Caorle, che nomina anche il responsabile della CUC, e i costi vengono quantificati e divisi anche in base alle gare effettivamente realizzate. Ecco, la modifica più significativa di questa convenzione rispetto a quelle precedenti è che la durata non sarà più triennale ma a tempo indeterminato, quindi evitandoci anche poi di tornare in consiglio ogni 3 anni. Chiaramente resta salva la facoltà delle parti di disdire questa convenzione. Grazie. Se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, quindi pongo in votazione il punto numero 5, l'approvazione della nuova convenzione per la CUC tra i comuni di Caorle e San Stino di Livenza. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. L'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, quindi siamo tutti favorevoli, approvato all'unanimità. Il punto numero 6, la revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legge 19 agosto 2016 numero 175 e conseguente azioni di razionalizzazione. Ecco, diciamo che questa è la consueta delibera che arriva ogni anno in consiglio in concomitanza, insomma, con la necessità di fare questa revisione periodica delle partecipazioni. Come avrete visto nel deliberato e nelle relazioni poi allegati che fanno la foto non solo sull'attuazione ma anche sui piani e sulle attività messe in campo per la razionalizzazione di questa società, di fatto la proposta, oltre alle cessioni che sono già state effettuate, è di mantenere le partecipazioni dirette in Livenza Tagliamento Acque, ASVO SPA, ATVO SVA Veritas, e a fronte di 2 tentativi di esperimento che sono andati vuoti, anche una serie di verifiche che sono state fatte in via informale, insomma, con altri comuni, di mantenere, visto che la norma nel frattempo ha previsto che possa essere mantenuta le quote di Banca Popolare Etica, e di mantenere quindi questa è l'unica differenza rispetto alla precedente, diciamo sostanziale, rispetto alle precedenti 2 occasioni nei quali ci eravamo ritrovati a discutere proprio del tema della cessione o meno di Banca Popolare Etica. Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, ci sono di mantenere quella con FAP Autoservizi tramite ATVO SPA, Mobilità di Marca sempre tramite ATVO SPA, Ecco Progetto, Ecco Ricicli e Portugallo Interporto, che sono delle partecipazioni indirette che noi deteniamo in quanto soci di ASVO SPA. Ecco, per quanto riguarda poi con tutte le conseguenti motivazioni, le razionalizzazioni già previste dal precedente piano, società TVO SPA dovrà curare, e come insomma poi nella relazione sono tutte le indicazioni dei passaggi che sono stati fatti in questi mesi, la cessione di l'evidenza pubblica, quindi per la cessione delle quote detenute dal Comune in Brusutti e CAF interregionali dipendenti per le motivazioni, insomma, di cessione, di opportunità della cessione secondo le modalità previste che sono indicate sia nella revisione periodica che sulla relazione dello stato di attuazione. La parola a chi la chiede. Se non ci sono... prego, scusami, prego, capogruppo Canali. Scusi lei, ma stavo conferendo con i miei consiglieri. No?
Allora, no, per dirle che il nostro voto è favorevole, solo una punzecchiatura su banca etica, ma possibile che queste azioni di una banca non le voglia nessuno? Allora, fate un appello a tutti i soci etici di banca etica che in qualche modo, insomma, si facciano parte... Decisino ancora di più. Le banche dovrebbero essere, le azioni delle banche dovrebbero essere, insomma, non dico oro colato, ma a parte il Monte dei Paschi di Siena, tutte le altre, insomma, dovrebbero essere abbastanza garanti. Non mi pare che siano quotate, cioè non mi pare che sia quotata. No, non sono quotate, ma infatti noi siamo soci di una banca che non è quotata, che nessuno vuole accattarsele e ce le abbiamo nello stomaco da non so quanti anni. E che famo di queste azioni? Per quello dicevo, rivolgiamo un appello etico a tutti i soci di banca etica affinché, insomma, si accaparino queste azioni, che così completiamo sto piano di razionalizzazione e possiamo chiudere il capitolo. Grazie. Sì, grazie. Sì, condivido la punzecchiatura, nel senso che sicuramente potrebbe essere utile non solo o valorizzare, diciamo, il fatto di essere all'interno di banca etica, magari attivando delle attività che possano essere interessanti per l'ente proprio in quanto socio di questo tipo di banca, che ha questa natura etica, al di là dell'aspetto simbolico, significativo che può avere, oppure, insomma, di capire, insomma, che ci siano le condizioni per valorizzarle con qualche altro, con qualche socio, insomma, che possa acquisirle. Quindi pongo in votazione la revisione periodica delle partecipazioni e le conseguenti azioni di razionalizzazione, quindi contrari. Aspetta Sindaco, perché non vedo nessuno io. Proprio. Siamo tutti, adesso si vede qualcuno. Sono tutti, ti garantisco io. No, che ci sono, ma non vedo cosa votano. Sì. Allora, contrari, non ci sono, astenuti, neanche favorevoli, tutti, anche il consigliere Riccardo ha scritto nella chat. L'immediata eseguibilità anche per questo punto, e quindi contrari, astenuti, nessuno, quindi favorevoli gli altri e la conferma del consigliere nella chat. Quindi approvato all'unanimità. Il punto numero 7 è il rinnovo del contratto di appalto e la convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Bolzano Veneto. Questa convenzione alla quale noi abbiamo aderito strada facendo con una precedente delibera dell'aprile 2020, va in scadenza a gennaio 2022, alla quale abbiamo aderito, insomma, assieme siamo entrati, insomma, in questo, nella gestione di questo canile che è sito nel comune di Ponzano Veneto e gestito dall'EMPA, quale ditta appaltatrice, da cui poi capofila della convenzione è il comune di Ponzano Veneto. Abbiamo manifestato la disponibilità di continuare ad aderire e per questo motivo la delibera arriva in consiglio per continuare questo tipo di attività che ci vede oggi avere nessun cane custodito presso il canile di Ponzano Veneto, e questo, insomma, ci ricordiamo anni fa, insomma, i numeri erano molto più alti e poi, insomma, per tutta una serie di motivi quando c'è stato il trasferimento a Ponzano erano 4 sì, o 5 i cani, adesso la memoria deve essere 4 o 5, e oggi tra affidi e adozioni non ve ne sono. La convenzione prevede un costo alla durata di 3 anni, prevede un costo diciamo in base al numero di 2,35 €, meglio l'importo a base di gara è di 2,35 € per cane al giorno, e un costo forfettario di 0,18 centesimi, che ovviamente questi 2,35 € di diaria giornaliera ovviamente sono legati ovviamente alla presenza dell'animale o degli animali per il tempo e per il periodo che rimangono in
custodia presso il canile. Poi c'è una quota pari a 0,18 centesimi che invece è calcolata su abitante, che rappresenta e copre tutta una serie di costi fissi e standard che poi ovviamente la struttura per la sua gestione e per il suo funzionamento deve sopportare. Quindi vista l'esperienza positiva, poi ci sono altri aspetti che nel caso della convenzione possono essere approfonditi, ma diciamo gli aspetti fondamentali sono questi. Diciamo che la binata di questo canile e in più precedentemente, insomma, questa fase con l'affidamento del servizio di recupero degli animali che viene fatto da Villa Elettra e che fa a sua volta un'ulteriore attività prima dell'affidamento in canile di verifica per una quindicina di giorni della possibilità che un cane prima ancora di arrivare in canile venga o riportato nella famiglia se era allontanato per motivi ovviamente X, oppure che venga affidato a altri se si tratta di un abbandono, quindi un lavoro preventivo prima ancora che arrivi in canile. L'abbinata tra questo tipo di lavoro e anche la rete di EMPA nel territorio fa sì che insomma, gli animali abbiano vita breve all'interno del canile, e quindi questa è una cosa sicuramente positiva per loro e anche socialmente, e anche per le casse ovviamente comunali che ne risentono positivamente. E quindi questa è la proposta che arriva al Consiglio, quindi apro il dibattito per eventuali interventi. Capogruppo Canali. Grazie Sindaco, un intervento veloce per dichiarazione di voto. Il nostro voto sarà favorevole ed è doppiamente favorevole perché finalmente, anche grazie a una pressione che abbiamo fatto nel tempo, si è scelto di cambiare soggetto che è affidatario dei cani ritrovati nel nostro territorio, e vediamo che i risultati si sono ottenuti. Doppi risultati: uno, perché non ci sono più cani presenti nel canile, e il che significa che il nuovo soggetto svolge in modo appropriato il ruolo che ha, a differenza forse di quello che avevamo prima, e perché c'è un beneficio, come ha detto lei, anche per le casse comunali. Se non ricordo male, prima la spesa annuale era circa di 20.000 euro, che adesso sono risparmiati, anche se abbiamo un minimo di quota associativa da pagare. Grazie Capogruppo. Quindi pongo in votazione il rinnovo del contratto di appalto e la convenzione per la gestione del ricovero, custodia e mantenimento dei cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto. Contrari, astenuti, favorevoli, quindi tutti favorevoli, anche il consigliere Riccato. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità, e quindi contrari, astenuti, favorevoli, tutto il Consiglio approva. Il punto numero 8 è lo scioglimento consensuale della convenzione in forma associata della segreteria comunale tra i comuni di San Stino di Livenza e San Vendemiano. Lo scioglimento della convenzione, come sapete, insomma, noi avevamo un servizio di segreteria in convenzione con il comune di San Vendemiano, e che in questa fase nel quale convenzione eravamo noi capofila, e che vedeva poi questo tipo di convenzione incarnarsi fisicamente nella presenza della segretaria Maria Rita Napolitano, che però in queste settimane insomma è stata incaricata formalmente in questi giorni per prendere il ruolo di segreteria presso il comune di Vittorio Veneto, e quindi viene diciamo meno in questi giorni, quindi saranno tutta una serie di riflessioni e valutazioni per le prossime settimane per l'individuazione e poi la conseguente incarico della segreteria nelle forme che poi andremo successivamente a individuare, e quindi la proposta è di avviare lo scioglimento. Questo scioglimento verrà poi comunicato al Ministero, ai vari enti, fra cui l'agenzia che gestisce poi l'albo dei segretari, i quali daranno l'ok allo scioglimento. Conseguentemente a queste delibere fatte dal nostro Consiglio, del Consiglio di San Vendemiano, daranno l'ok allo scioglimento della convenzione, e da quel momento poi noi potremo procedere anche alla
all'avviso pubblico per la copertura del posto di segreteria, o comunque individuarne poi successivamente le forme, eventualmente con altri enti, altri comuni. Se non sono stato precisissimo o meno, questa è una delle poche occasioni in cui la segretaria non può correggermi, perché non scherzo, no, a parte questo, e vorrei pubblicamente, insomma, cogliere l'occasione, visto che questo probabilmente sarà l'ultimo consiglio che farà in quanto segretaria all'interno di questa, diciamo, convenzione, con questa collaborazione proficua che prosegue da diversi anni. Poi da parte sua, insomma, ha manifestato da subito che se ci fosse la necessità nei prossimi tempi di avere qualche sostituzione a scavalco per le necessità dell'ente, sia resa disponibile. Questo non ci fa che piacere, ma questo è, diciamo, ipoteticamente l'ultimo consiglio comunale che svolgeremo insieme, per cui ovviamente da parte mia e della Giunta, insomma, credo soprattutto del Consiglio, non posso che esprimere ringraziamento per la collaborazione, il lavoro, la correttezza, la professionalità dimostrata nei confronti di tutto questo Consiglio e di tutti i collaboratori, gli enti, i cittadini, le istituzioni che hanno avuto modo di rapportarsi con lei. Al tempo stesso mi corre l'obbligo, anche avendo il sindaco un rapporto quotidiano, fiduciario particolare, insomma, con il segretario, con Maria Rita Napolitano, non posso che anche umanamente e personalmente ringraziarla per la disponibilità, l'attenzione, la pazienza, tante volte anche la discrezione, l'attenzione, la pragmaticità con la quale tante questioni anche spinose, al di là delle informazioni e delle risposte puntuali, tecniche, formali, precise e quant'altro, di cui sicuramente va dato merito, ma anche poi c'è questo aspetto umano che poi spesso fa la differenza e che fa diventare, insomma, un valore aggiunto anche dal punto di vista umano e personale, per cui ho approfittato, insomma, credo, di questo spazio all'interno del Consiglio per dare il giusto risalto a questo tipo di lavoro che spesso è dietro le quinte, ma che poi fa la differenza, per cui un ringraziamento anche sentito da parte mia. Prego, capogruppo Canale. Grazie Sindaco, anche noi volevamo unirci ai ringraziamenti del Sindaco, ringraziare la dottoressa Napolitano per il lavoro che ha svolto. Adesso la sua esperienza e la sua professionalità verranno messe a disposizione di un altro comune. Noi auspichiamo, quindi le auguriamo un buon lavoro e adesso rimaniamo in attesa della copertura del posto che si è reso vacante e speriamo con una persona di adeguata professionalità come quella che abbiamo avuto adesso. Grazie al capogruppo Canali. Quindi, se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione lo scioglimento consensuale della convenzione in forma associata alla segreteria comunale tra i comuni di San Stino come comune capofila e San Vendemiano. Contrari, astenuti, favorevoli, tutti, compreso il consigliere Riccardo, che saluta e augura che buona fortuna e buon lavoro. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità, e quindi contrari, astenuti, favorevoli, quindi tutti favorevoli, approvato all'unanimità. Il punto numero 9, all'attenzione del Consiglio, è un ordine del giorno che come conferenza dei sindaci sanità e quindi di tutti i comuni del territorio si è predisposto per segnalare, imporre l'attenzione, dare un mandato, insomma, che rappresenti tutte le comunità rispetto a tutte quelle che sono le difficoltà e le carenze dei servizi di assistenza sanitaria primaria. E quindi per quanto riguarda, come dicevo prima, tutto il tema che riguarda i medici in medicina generale, in maniera più ampia anche tutto quello che riguarda i pediatri in libera scelta, e quindi tutte
Io, essendo un ordine del giorno conciso e puntuale, proporrei di leggerlo, poi ovviamente il dibattito del Consiglio potrà integrarlo, però direi che si evita così di tralasciare. Premesso che il tema della carenza dei medici di medicina generale è affetto da molteplici variabili, tra le quali prevalgono la formazione di un numero di medici di medicina generale inadeguato rispetto al turnover, e ciò dipende da un divario importante esistente tra la domanda e l'offerta formativa. Pesa poi su tale aspetto anche l'incremento progressivo della popolazione anziana, che necessita di un'assistenza territoriale efficace e di un sistema contrattuale della medicina convenzionata che va sicuramente aggiornata in ragione dei diversi vincoli che lo stesso pone. Premesso che la medicina territoriale di base è tuttavia uno dei capisaldi del sistema sanitario nazionale, così come individuato dalla legge numero 883 del 23 dicembre 78, e i medici di medicina generale rappresentano il primo riferimento sanitario per la cittadinanza, con cui è fondamentale l'instaurarsi di un prezioso rapporto di fiducia. Secondo quanto diffuso dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, nei prossimi 5 anni su base nazionale smetteranno di esercitare 14.908 medici, circa il 53% del totale, con la conseguenza che circa 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza un medico di base. Premesso che la pandemia del Covid ha messo in evidenza il valore strategico della medicina territoriale per la capacità di prevenzione in generale e in specie nel contrastare l'aggravamento di patologie come il Covid, per ridurre il ricorso all'ospedalizzazione e alle terapie intensive, premesso che la formazione dei medici avviene attraverso il meccanismo di assegnazione delle borse di studio finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale e definite in concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università, premesso che il DL 135 del 2018, convertito poi con la legge 12 del 2019, e il successivo decreto legge 35, convertito con modifiche con la legge del 25 giugno 2019, ancora di più durante l'emergenza Covid, hanno fatto cadere gran parte delle incompatibilità e gli specializzandi sono stati utilizzati in prima linea per far fronte all'emergenza. Tutto ciò premesso, vista la carenza ormai accertata dei medici di base, come evidenziato dalla direzione generale dell'azienda, illustrata nella conferenza dei sindaci del 28 luglio e già affrontata in precedenti conferenze, che rileva attualmente 41 zone carenti, quindi 41 posti di medico in medicina generale nei territori dell'ASL 4, quindi del Veneto Orientale e Cavallino, insomma, che all'interno di questa, rilevato che nei prossimi 5 anni andranno in pensione 34 medici di medicina generale, circa il 26% dei medici attualmente in servizio, che quindi si sommeranno a queste zone carenti se non fossero coperte in maniera complessiva o parziale, considerata che la collaborazione dei comuni con l'azienda, la disponibilità, insomma, San Stino ne è un esempio, ma ovviamente tanti altri comuni fanno lo stesso, per l'individuazione di spazi e locali per ospitare medicine di gruppo, che in molti casi riesce a parare il colpo anche per alcune problematiche che altrimenti sarebbero ancora più gravi e evidenti. Considerato che sono diverse le soluzioni che sono state esemplificate o portate avanti per ragionare su questo tema, dall'incremento volontario dei massimali dei pazienti, opzione secondo me ovviamente tenere come ultima possibile strada percorribile, fornire supporti amministrativi ai medici che superano il massimale dei pazienti, la revisione degli AFT e quindi delle cosiddette aggregazioni funzionali territoriali, e rivedere il contratto dei medici, bandire ad esempio più volte all'anno, 2 volte almeno, l'avviso di reclutamento dei medici, o lasciare un avviso permanente che possa permettere la scelta dei medici della copertura delle zone carenti. Su questo servirebbe anche un meccanismo che oggi non c'è nella scelta da parte del medico delle zone carenti che va a coprire, quindi stabilendo degli ulteriori vincoli di area, di provincia o di territorio, perché altrimenti le aree più urbanizzate e più densamente popolate sono ovviamente più avvantaggiate da questo punto di vista, perché salvo la casistica per cui il medico di base è nato e vive in un determinato territorio e quindi opera in quello, ma le aree più disagiate, lontane, scomode, poco urbanizzate diventano poco interessanti se ovviamente magari in un'area più urbanizzata
ci sono zone carenti liberi, rimodulare gli accessi alle facoltà, incrementare i finanziamenti per le borse di studio. Alla luce di quanto sopra riportato, impegna la Giunta e il Sindaco a richiedere all'azienda AS4, la Regione Veneto, al Ministero della Salute e dell'Università e della Ricerca di adottare tutte le possibili soluzioni organizzative e legislative atte a garantire la risoluzione della grave problematica evidenziata dalla carenza dei medici in medicina generale. Questo ordine del giorno ha questa funzionalità, insomma, nell'accordo che poi è stato trovato dalla conferenza e dall'esecutivo della conferenza, è stato quello di porsi l'obiettivo di esprimere, di rafforzare, di cementare, di dare forza a quello che è un problema ormai cronico, che nella prospettiva lo diventerà ancora di più e che quindi possa essere un elemento di riflessione comune, condiviso da tutti i comuni. Ovviamente non ha il compito al suo interno di paventare soluzioni o risposte di cui possano farsi carico i comuni o altro, però di manifestare, di evidenziare quello che è un problema che nei nostri territori, e così come in tanti altri, sta diventando sempre più problematico e che quindi poi, come detto in premessa, ovviamente non può che essere enfatizzato e essere la discussione dei consigli comunali. Questa è un po' l'indicazione e la parola a chi la chiede. Se non ci sono interventi. Canali chiede la parola. Chiedo scusa, Canali mi scompare ogni tanto. Chiedo scusa, Giuseppe, prego. Che non... Senza audio, penso. Giuseppe, non ti sentiamo. Scusate, dico, anch'io ho difficoltà, vedo solo 6 screen e non vedo gli altri colleghi consiglieri, quindi... Sì, ma non ha motivo perché compaiono. No. Mandrake. Sì. Allora, per dichiarare che voteremo favorevolmente questo ordine del giorno che, come posso dire, vede uniti tutti i sindaci, siano essi di sinistra, di centro, di destra, per cercare di fronteggiare un problema che viene poi particolarmente sentito in questo periodo emergenziale e soprattutto quando c'è anche un pensionamento di un medico, no? In quel momento lì tutti noi veniamo contattati dai cittadini perché non è magari stato affrontato in questo specifico ordine del giorno, ma c'è anche questo tema, no? Che nel momento in cui un medico va in pensione devono essere ridistribuiti i pazienti presso altri medici, le comunicazioni alcune volte sono tardive, non sanno da chi devono andare a rivolgere, a chi si devono rivolgere, quale medico sostituto, e soprattutto poi mi risulta che ci sia il problema della nuova assegnazione e soprattutto i sastinesi si devono recare o a San Donà o a Portuguaro per effettuare questo tipo di attività amministrativa. So che i sindaci sono impegnati, la conferenza sanità dei sindaci è impegnata anche in questo fronte. Bisognerebbe anche pensare a un sistema che agevoli le persone, soprattutto quelle anziane, quando avvengono questi pensionamenti, questi cambi di medico. Pensare che nei prossimi 5 anni andranno in pensione 34 significa che più di qualche volta succederà questo tipo di situazione e non sarebbe sbagliato pensare già adesso a delle formule che possano alleggerire questo compito dai medici da un lato e soprattutto anche dai cittadini che si vedono dover cambiare anche più di una volta all'anno o in un biennio il proprio medico di base. Sì, condivido perfettamente d'accordo, perché poi oltre alle problematicità croniche, nel senso del sistema e di come è gestito, secondo me, perché ci sono alcuni schemi organizzativi nati in tempi dal punto di vista della presenza, della disponibilità e di professionalità nei territori, che erano regole e modalità nate in periodi di vacche grasse, grassissime da questo punto di vista. Nel frattempo questo non è più così, ci sono una serie di regole che
sono a mio avviso impensabili nel reclutamento, nell'abilitazione del personale, nelle modalità di deroga e di gestione a tutto questo, che secondo me vanno riviste, e qua possiamo prendere a tutti i livelli, dai livelli di rappresentanza dei medici ai livelli regionali, a livello nazionale, quindi sì, non è un tema che ha un colore poetico, c'è un problema. Se lo si continua a prendere in mano con gli stessi metodi, secondo me non se ne verrà mai fuori. Se si decide di stapparlo, tra virgolette, da ogni lato, probabilmente qualcosa si riesce a sicuramente ottimizzare, anche perché oggi, tra l'altro, c'è una concorrenza, tra virgolette, nel settore, che è quella data dal medico ospedaliero, perdonatemi il termine da questo punto di vista, che diventa anche per alcuni aspetti interessante in maniera maggiore rispetto a, quindi già ci sono poche risorse, c'è una carenza che non riguarda solo l'aspetto del medico di medicina generale, ma riguarda diverse professionalità mediche e non solo nel nostro territorio, e quindi poi c'è anche questo tipo di scelta che viene messa in alcuni casi a paragone, e quindi le tutele e anche un'organizzazione lavorativa è completamente diversa, che quindi porta a scelte di altro tipo. Ecco. Condivido tutta la riflessione, e questo è uno dei temi su cui secondo me è poi più difficile spiegare ai cittadini le questioni, perché un pensionamento non è un avvenimento improvviso, non conosciuto, no. Oppure, anche se lo fosse, essendo medici in libera professione o medici comunque che non hanno diciamo un vincolo tra virgolette lavorativo diretto con le aziende o chi per esso, però chiedere e darsi un'organizzazione temporale, proprio vista la necessità che c'è e vista la tipologia di popolazione maggiormente interessata poi alla necessità di frequentare con una frequenza più assidua di altri ambulatori e altro, e riuscire a pianificare anche quando nel caso non sia possibile una sostituzione, che quindi quei pazienti vadano rispalmati su altri medici in servizio, ma far sì che se l'appensionamento è a giugno, ad aprile, possa essersi certi che arriva una comunicazione, che c'è la serenità di poter valutare senza avere l'angoscia, ma domani mattina da chi vado. Invece questo purtroppo nelle ultime occasioni è successo spesso, se non sempre, e questo crea un ulteriore elemento di insicurezza o di poca tranquillità, perché poi si creano ovviamente situazioni, dico di panico, ma sicuramente di forte preoccupazione, ecco, tra i cittadini, in particolar modo di una popolazione che è esposta dal punto di vista della salute. Ecco, quindi non posso far altro che condividere. Negli ultimi 3 anni va detto che c'è stata un'evoluzione per tutta una serie di motivi, anche delle figure che dal punto di vista dell'azienda sanitaria fanno da riferimento o coordinano e se ne occupano di questi temi, e questo non aiuta, perché i referenti distrettuali di un'area, di un'altra area, i referenti sono cambiati più volte. Ora spero, parrebbe ci sia una sorta di più stabilità, in conseguenza anche del fatto che c'è una stabilità nel triennio, nel periodo con la nuova nomina del direttore generale, quindi si è trovato un equilibrio. Questa è una cosa positiva, e quindi speriamo che tutte queste cose qua vengono segnalate costantemente. Credo sia un argomento che ogni conferenza dei sindaci, o perché lo chiedono un periodo chiede 90 e 100, la settimana dopo lo chiede, la volta dopo Musile e Ceggia, ogni conferenza a un certo punto si approfondisce e si discute di questo tema, perché a un certo punto si è detto non possiamo continuare a dire solo sì, i problemi sono tanti, ma bisogna iniziare a mettere in fila una serie di attività amministrative e politiche, fra cui in primo luogo quella di fare un documento che fosse comune e raccogliesse un po' le necessità di tutti quanti, e per iniziare a darci anche noi un incalzare costante, se no poi non è che basta spiegare le motivazioni. Se poi il medico non c'è o si ritrova a avere 1800 o 2000 pazienti, questo diventa inevitabilmente un problema. Ecco. Quindi non so se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno avente oggetto difficoltà e carenze del servizio di assistenza sanitaria primaria. Contrari? Astenuti? Favorevoli?
quindi approvato all'unanimità anche col consigliere Riccato. Per questo punto non c'è l'immediata eseguibilità. Il punto numero 10 invece è la ristrutturazione. Questo è un punto che è stato inserito all'ultimo nel Consiglio Comunale, dopo che era stato anticipato in Commissione e valutato l'opportunità, insomma, di portarlo in Consiglio, come adesso spiegherà il Vice Sindaco Pellezzon, che riguarda la ristrutturazione e variazione di destinazione d'uso di una porzione di immobile rurale da parte di un'associazione di volontariato ai sensi dell'articolo 62 delle norme tecniche per la valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga richiesta. La parola al Vice Sindaco Pellezzon. Sì. Allora, l'associazione di volontariato La Casa di Gemma ha inoltrato richiesta tendente ad ottenere l'attestazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse ai fini della deroga al piano degli interventi per il rilascio del permesso di costruire che ha ad oggetto il recupero con variazione di destinazione d'uso di una porzione di immobile avente attualmente destinazione d'uso rurale da adibire a comunità familiare e casa di accoglienza minorile mediante un intervento di ristrutturazione dell'esistente. Allora, bisogna dire in premessa che l'articolo 62 delle norme tecniche attuative del nostro piano, ovvero l'articolo che recita poteri di deroga, prevede la facoltà di esercitare i poteri di questa deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali per il rilascio di concessioni che riguardino edifici e o impianti pubblici o di interesse pubblico, purché non abbiano per oggetto la modifica delle destinazioni di zona, cioè quindi da A, B, C, D, quelle che diciamo, riguardano le tipologie proprio delle zone in senso più ampio. E questo in applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 61-85 e previa deliberazione del Consiglio Comunale. Tali deroghe sono contemplate, oltre che nelle norme tecniche attuative nella legge regionale 61-85 appena citate, anche nel DPR 380-2001. Il compendio immobiliare in oggetto attualmente ha una destinazione rurale dismessa da qualche decennio, ecco la localizzazione è in via Prabasso di questo immobile, diciamo addossato quasi alla linea ferroviaria. E questo immobile è costituito da un annesso rustico in stato fatiscente contiguo alla parte residenziale che invece è abitata, di un edificio avente la tipologia tipica della zona agricola. Tale edificio ha un grado di protezione 2 ai sensi del nostro regolamento, assegnato nella seconda metà degli anni 90 e che oggi insomma appare superato data la fatiscenza dell'edificio, così come appurato dall'ufficio tecnico, in quanto la porzione di edificio interessato ha bisogno di un intervento di adeguamento sismico che prevede una revisione completa delle strutture principali, oltre che del necessario adeguamento igienico-sanitario, comprendente la modifica dell'altezza di alcuni fori esterni, il tutto ricadente nella definizione di ristrutturazione edilizia non demolitiva e nel rispetto sostanziale della morfotipologia esterna tipica dell'edilizia rurale tradizionale. Gli edifici di grado 2 gli edifici con grado di protezione 2 hanno la possibilità di vedere eseguiti gli interventi di risanamento conservativo. L'associazione nel caso specifico ha come scopo la promozione della cultura dell'affidamento dei minori e del sostegno alle famiglie affidatarie, e le attività che si propone di svolgere prevalentemente a favore di terzi sono l'organizzazione di incontri, dibattiti e convegni sul tema dell'affidamento dei minori e del sostegno alle famiglie affidatarie. Poi il supporto nell'espletamento delle pratiche e nelle attività materiali finalizzate all'affidamento dei minori e il mutuo soccorso tra famiglie affidatarie. In particolare l'istanza di deroga prevede il recupero dell'annesso rustico identificato al foglio 14 Mappalle 1098 sub 3 per realizzazione di una comunità familiare casa di accoglienza minorile, con lo scopo quindi di promuovere, supportare e sostenere altre famiglie che si avvino all'affido residenziale, e che in particolare il progetto propone i seguenti spazi con relative destinazioni d'uso ammissibili alla residenza, quindi
2 alloggi composti da soggiorno, cucina e camere al piano terra e piano primo, oltre ai necessari locali accessori, zona sala polivalente al piano secondo. La proposta di progetto è conforme ai parametri urbanistici edilizi previsti nell'articolo 39 delle norme tecniche di dotazione, in quanto non altera la volumetria esistente, fatta eccezione esclusivamente per gli usi ammessi dalla tipologia di intervento assegnata dal grado di protezione assegnato. La deroga, appunto, come si diceva poco prima, è prevista esclusivamente quando ci sia diciamo, un interesse pubblico. Diversamente il soggetto dovrebbe attendere le modifiche, una variante al piano degli interventi. L'associazione invece ha la necessità di partire con le attività per far avviare questa comunità e poiché appunto il piano degli interventi è previsto nei prossimi mesi, ci auguriamo tutti, appunto ha chiesto questa deroga, stante la possibilità che essendo un'associazione di volontariato con gli scopi che ci siamo ricordati poco fa, insomma sicuramente quello è considerato un interesse pubblico. L'interesse pubblico non è necessariamente un'attività prevista da un ente pubblico, ma è un interesse generale che ha delle finalità pubbliche, come lo può essere un'associazione che senza scopo di lucro che ha delle finalità sociali. Quindi, come dicevo, è quello il motivo per cui viene fatta una deroga di variazione di destinazione d'uso da immobile con destinazione rurale ad uno residenziale. Di conseguenza la proposta, per arrivare alla conclusione, è di assentire alla deroga richiesta rispetto alla strumentazione urbanistica vigente, dichiarando la sussistenza dell'interesse pubblico nel progetto di relazione di intervento della comunità familiare casa di accoglienza minorile. Poi viene previsto di delegare alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di convenzione che regolerà l'utilizzo dell'immobile oggetto di deroga. Si dà atto che al fine di conformare il progetto alle eventuali ulteriori richieste che verranno effettuate dagli uffici comunali o da altri enti, prima di procedere con il formale rilascio del provvedimento di permesso di costruire, potranno essere introdotte ulteriori modifiche ai fini del rispetto delle norme di settore che non alterino però la sostanza del progetto approvato e in particolare le destinazioni d'uso. E infine viene dato mandato al responsabile del servizio urbanistica al prosieguo dell'iter finalizzato al rilascio del permesso di costruire in conformità ai contenuti della presente deliberazione con le eventuali modifiche di cui dicevo poco fa. Grazie al vice sindaco Pellezzon, aperto il dibattito. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'ultimo punto, il punto numero 10, quindi la ristrutturazione e variazione di destinazione d'uso di una porzione di immobile rurale da parte di un'associazione volontariato e la valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga richiesta. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti favorevoli, e anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità e quindi contrari, astenuti e favorevoli all'unanimità e quindi nonostante le manifestazioni del boicottaggio da parte del consigliere Luca Riccato si è di protesta. Ecco, ovviamente il brindisi è una fetta di panettone come solitamente siamo abituati a fare, insomma quest'anno va un po' così. L'occasione della presenza era quella di fare così, presenza era quello di omaggiare tutti i consiglieri comunali anche del volume 1000 anni di storia di San Stino che è stato presentato qualche settimana fa e che è in distribuzione. Ci pareva opportuno, visto che anche se l'avessimo fatto in presenza l'occasione di un brindisi era già particolarmente compromessa e ci pareva importante che ogni consigliere potesse averlo con sé, quindi lo faremo avere, insomma, alla prima occasione utile, o chi ha occasione di passare in municipio può passare a ritirarlo.
e darà l'occasione per augurare buona fine e buon inizio anno a tutti, e l'occasione anche alla segretaria per rinnovare il buon inizio di questa nuova avventura. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Buonanotte. Grazie a tutti, buon termine, buon Auguri.